È una foto che racchiude veramente la gioia, punto, no? Di cosa voleva significare per lui essere in quel posto. Resterà per sempre quel sorriso immortalato in un selfie mandato alla famiglia, il ghiacciaio alle spalle, la gioia piena. Un autoritratto, quello scattato dal giovane papà, il 27enne Filippo Bari, una delle vittime del ghiacciaio, pochi minuti prima della tragedia. Un'istantanea, l'ultimo ricordo che sarebbe diventato il simbolo di un dramma costato la vita ad 11 persone, di cui 7 vicentini, travolti e inghiottiti da ghiaccio e roccia dal distacco di un seracco in Marmolada. Lui e gli altri alpinisti stavano salendo in vetta quel 3 luglio di 3 anni fa. Filippo con i suoi amici, Paolo Dani, 52 anni di Valdagno, Nicolò Zavatta, il più giovane di tutti, 22 anni di Barbarano. Eccoli insieme, in una foto scattata da Riccardo Franchin, uno dei sopravvissuti. Ricordo di quei giorni e di quel giorno terribile, e non ti lascia mai. Infatti io questa mattina ho pubblicato su Facebook una foto di Paolo, Nicolò e Filippo, una delle ultime foto che hanno fatto quel giorno, e ho scritto sì, sono 3 anni, sono 1095 giorni, perché la nostalgia non ti lascia mai, è quella che ti frega, perché a volte ti viene proprio questo bisogno enorme di vederlo entrare dalla porta, di sentire la sua voce. E torneranno in Marmolada Emanuela e il marito Giuseppe, come fanno ogni anno, per partecipare agli eventi commemorativi, con l'auspicio che la tragedia sia da monito perché non se ne verifichino altre e ritrovare Filippo nei ricordi. E già da piccolino me lo portavo sulle spalle con lo zaino, era tranquillissimo, si addormentava nelle spalle, bellissimo. E ho bellissimi ricordi. Tornare là è proprio un modo per ritrovare Filippo, e quindi è quasi una zona sacra per noi, quasi un cimitero. E là io lo ritrovo anche là.